Buongiorno e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano i numeri legati alla pandemia che per tutti i dati migliorano in Friuli Venezia Giulia, un trend sottolineato dall'analisi della Fondazione Gimbe a cui si sta assistendo un po' in tutta Italia. Vediamo. Meno nuovi positivi, meno pazienti nelle terapie intensive e meno decessi. Calano insomma tutti i parametri legati alla pandemia da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, con l'unica eccezione dell'occupazione delle aree mediche, che comunque resta ampiamente sotto la soglia di rischio. Sono dati in miglioramento quelli che emergono dal bollettino settimanale della Fondazione Gimbe, che sottolinea come nelle 4 province regionali diminuisca il numero dei nuovi positivi, calato addirittura di un quarto nella provincia di Gorizia. In linea con la media nazionale i dati della nostra regione. Il calo di nuovi positivi è sostanzialmente lo stesso, meno 14,8%, mentre sotto media l'occupazione delle terapie intensive, 1,1% in Friuli Venezia Giulia e 3,6% in Italia. Ciò che resta negativamente sempre sotto la media nazionale è invece la percentuale di vaccinati, in particolare per quanto riguarda i bambini. Meno di 1 su 4 nella fascia tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino, quasi 10 punti percentuali in meno rispetto alla media italiana. La nostra regione è quart'ultima in tutta Italia, davanti solo a Bolzano, Marche e Valle d'Aosta. E come abbiamo sentito restano bassi anche i numeri delle quarte dose per anziani e per i soggetti fragili, un dato a cui bisogna fare attenzione secondo il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, che sottolinea come lo svuotamento delle terapie intensive sia solo frutto della vaccinazione. Vicepresidente, è ancora purtroppo bassa le prenotazioni per le quarte dosi per gli over? Sicuramente è una raccomandazione che va seguita. Nessuno di noi può capire in questo momento nel dettaglio che cosa potrà succedere in futuro, però è evidente che la copertura della quarta dose per coloro che entrano nelle casistiche che vengono definite è sicuramente raccomandabile. E sta arrivando anche a scadenza, diciamo, la seconda dose per gli under 18 e in particolare la fascia 5-12 anni. Ma io sono perché la scienza ci guidi e noi dobbiamo fidarci di quelle che sono le raccomandazioni dei professionisti. Il fai da te abbiamo visto che ha creato molti problemi, quindi è evidente che poi questo resta anche nelle sensibilità dei genitori. Sicuramente la protezione del vaccino ha dimostrato che pur non fermando l'infezione, però la malattia la lasciamo alle spalle. I dati che anche oggi abbiamo. Oggi è il primo giorno dopo molto tempo dove non abbiamo nessuno in terapia intensiva e quindi questi risultati sono con un'infezione di centinaia di persone e questa risposta è una risposta del vaccino. Nessuno saprà che cosa potrà succedere in ordine a quando ritorneremo verso la stagione meno calda. E come detto da Riccardi, tornano a svuotarsi le terapie intensive in Friuli Venezia Giulia nelle 3 aziende sanitarie che dopo settimane segnano 1-0 nel numero dei pazienti gravi in cura nei reparti di rianimazione. Non accadeva dal 9 aprile scorso, 132 invece le persone ricoverate in altri reparti Covid. Questi dati principali emersi dal bollettino odierno: 4 i decessi con Covid registrati nelle ultime 24 ore in regione, 2 in provincia di Udine, 2 a Trieste, 567 infine i nuovi contagi emersi attraverso i 7.439 tamponi molecolari e antigenici rapidi effettuati ieri. Passiamo alla cronaca. Un camion che trasportava a terra si è ribaltato questa mattina poco dopo le 9:30 sulla strada provinciale 53. Il mezzo sulla rotonda in corrispondenza dell'abitato di Vivaro ha perso aderenza con il manto stradale rovesciandosi sul lato destro. Il carico che stava trasportando è finito quasi interamente sull'asfalto. Il conducente del camion, un uomo di 39 anni dipendente di un'azienda del posto, è sceso autonomamente dal mezzo riportando solo qualche escoriazione. Non c'è stato bisogno dell'intervento dei sanitari sul posto. Inizialmente è arrivata la polizia locale di Maniago, non competente per territorio, che ha poi lasciato i rilievi ai carabinieri. La terra è poi stata rimossa dall'asfalto e il soccorso stradale ha rimesso in carreggiata il camion. Il traffico non ha subito particolari rallentamenti e quello invece, raccontiamo questa storia, quello del calzolaio è un mestiere sempre meno praticato ai giorni nostri, ma ci sono ancora giovani che si mettono in gioco in questa attività. Vi raccontiamo la storia di Ettore.
Mestieri di un tempo praticati dai giovani di oggi. Ettore ha 32 anni e fa il calzolaio. Dopo l'esperienza universitaria all'estero ha deciso di cambiare vita, aprendo 2 anni fa una bottega alle porte del centro di Cividale. Io ho sempre avuto passione per il Medioevo, il cuoio, le cose antiche. Mi sono detto, ma qual è l'attività che mi permette di lavorare il cuoio e guadagnarmi da vivere? E ho pensato, il calzolaio mi dà parecchie soddisfazioni. C'è sempre magari qualche piccolo lavoretto particolare, qualche riparazione strana, attacca il fiocco, cambia la zip e hai sempre cose nuove da fare. Quello del calzolaio è un mestiere che non si inventa e non è facile trovare sul territorio un maestro disponibile a insegnare tecniche e rudimenti. Non sono però necessari grossi investimenti per avviare l'attività, sostenuta oltretutto da fondi regionali. È per questo che Ettore consiglia alle nuove generazioni di mettersi in gioco in un lavoro altrimenti destinato a scomparire. È un mestiere che consiglierei di fare, magari non tutti a Cividale, se no altrimenti io lavoro poco. Nel circondario però c'è davvero bisogno. Qua nel circondario siamo solamente in 3. E sono partite oggi le produzioni hollywoodiane in Friuli Venezia Giulia. Inizieranno le riprese di lifting al Castello di Miramare. Si concluderanno martedì prossimo le riprese di Lift al Castello di Miramare. Il parco e il castello saranno off limits per tutti i giorni delle riprese, ad eccezione della domenica, quando i visitatori potranno accedere, ma non nella zona dei parcheggi. Lift è una produzione Netflix, il colosso statunitense dello streaming, e la troupe aveva fatto tappa a Venezia e sarà ora nel capoluogo giuliano. Nel cast il comico e attore statunitense Kevin Hart, affiancato dall'attrice spagnola Ursula Corbero, che nella serie Netflix La Casa di Carta ha interpretato il personaggio di Tokyo. Le riprese della nuova opera del regista e produttore cinematografico statunitense Felix Gary Gray sono iniziate a febbraio in Irlanda del Nord e la trama, su cui vige il massimo riservo, riguarda una rapina, anche se si tratterà di una commedia. Diversi motivi che hanno spinto ad ospitare la produzione, ha spiegato il direttore del museo di Miramare Andreina Contessa. Prima di tutto è sostanziale che l'immagine di Miramare abbia una espansione sempre più capillare, e questo è garantito da produzioni come questa, che hanno una diffusione mondiale. In secondo luogo, Miramare, dalla presenza di questo allestimento cinematografico, ha un corrispettivo economico notevole che, in questo caso, ci consentirà di portare a termine un progetto ambizioso e fruibile per sempre dai visitatori. Grazie ai soldi di Netflix, infatti, saranno riqualificate le serre nuove che ospiteranno un'attrezzata aula didattica. Sarà presentato oggi pomeriggio al Salone di Torino, a cura della Cineteca del Friuli, l'ultimo libro di Carlo Gaberschek, Istria, i luoghi del cinema. Dopo migliaia di chilometri percorsi negli Stati Uniti, ma anche in Spagna e in Messico alla ricerca dei set e delle location del cinema western, e dopo aver studiato con altrettanta passione i film e le serie televisive girate in Friuli Venezia Giulia, dedicando a questi temi libri, saggi e centinaia di articoli, questo pomeriggio alle 16 allo stand del Friuli Venezia Giulia al Salone del Libro di Torino, lo storico del cinema Carlo Gaberschek presenterà il suo ultimo volume, Istria, i luoghi del cinema. L'attenzione dell'archeologo delle locations si è spostata appena al di là del confine, in quella terra lungo contesa che è l'Istria, oggi rinomata meta turistica ma anche importante location cinematografica. Gaberschek mette in luce proprio quest'ultimo aspetto, il meno indagato ma non meno significativo e promettente anche dal punto di vista economico. In un tomo di oltre 600 pagine e 1750 fotografie, pubblicate con il sostegno della Cineteca del Friuli, lo studioso ha messo insieme una filmografia di 168 titoli, in gran parte coproduzioni internazionali, che abbraccia tutta l'attività cinematografica in Istria in relazione alla realizzazione di fiction, dagli inizi a oggi. Il cuore del volume sono 33 schede relative alle produzioni più significative, accompagnate da una vasta iconografia che, con il tipico metodo Gaberschek, mette a confronto i fotogrammi dei film e le immagini attuali degli stessi luoghi ritrovati e fotografati dall'autore. Fra i titoli più noti, La ragazza della Salina del 1957 con Marcello Mastroianni, La grande strada azzurra dello stesso anno di Gillo Pontecorvo con Yves Montand e Aliva Valli, e I guerrieri del 1970 con Clint Eastwood. Tra i film più recenti ci sono invece i blockbuster Robin Hood, L'origine della leggenda, Come ti ammazzo il bodyguard 2, La moglie del sicario. Ritorna domani, dopo 2 anni di stop, il Ceghedaccio. La fiera di Udine si trasformerà in una grande discoteca di musica dance anni 70, 80 e 90, divertimento e sicurezza i capisaldi della nuova edizione.
Dopo un'attesa di 2 anni torna il Cekedaccio, un'edizione che si svolgerà domani alla Fiera di Udine e che per l'occasione allarga i suoi spazi anche all'esterno del tradizionale padiglione 6, con un'ampia area provvista di corner, drink e food per godersi la festa anche all'aria aperta. Il format della festa, capace di coniugare sicurezza, passione per il vintage e le moderne tecnologie, resta come tradizione vuole. Dopo la cena buffet, le anime del Cekedaccio, Carlo e Renato Pontoni, inizieranno a far girare i dischi rigorosamente in vinile alle 21:30 per proseguire fino all'1:30, passando per gli immancabili lenti di mezzanotte e per le canzoni live eseguite dai ceghediani live band. E adesso parlo io, è il titolo del libro scritto da Fabio Crivellari, racconta il calvario di Alessandro Pivetta, recentemente scomparso, all'epoca ventenne, rimasto coinvolto nel 2005 in un gravissimo incidente stradale e poi rimasto in stato vegetativo. Il calvario di Alessandro Pivetta, il 34enne di Pordenone, morto il 21 gennaio del 2020 dopo aver trascorso gli ultimi 14 anni di vita in stato vegetativo, è diventato un libro. Si intitola E adesso parlo io ed è stato scritto da Fabio Cavallari, che sconfiggendo il politicamente corretto si è assunto la responsabilità di incarnare i suoi pensieri. Alessandro, il giorno di Ferragosto del 2005, era rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale che lo aveva lasciato in stato di minima coscienza. È il racconto di 14 anni di un ragazzo di Pordenone, Alessandro Pivetta, che dopo un incidente entra in quella condizione che i medici definiscono stato vegetativo. Con la famiglia, Giancarlo e Loredana, ho vissuto il quotidiano di Alessandro e a un certo punto mi sono permesso di raccontare la sua storia da un punto di vista particolare, ossia raccontandolo in prima persona. Il libro è un libro dove è Alessandro che parla. Mi sono assunto una responsabilità etica e morale e se questo l'ho potuto fare perché quello che ho vissuto, l'humus che ho vissuto nella famiglia Pivetta mi ha dato la possibilità di farlo. Finisce qui questa edizione del nostro telegiornale, restate con noi perché tra poco arriva A voi la linea. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.